Quali sono i piani di battaglia? Ma dobbiamo innanzitutto chiarire che l'incontro di venerdì è stato organizzato dalla provincia tramite l'assessore Lamara Cernic, a cui hanno partecipato con forma attiva proprio tutte le componenti politiche. Lì non c'è stata una differenziazione tra destra, sinistra, centro, erano presenti tutti i rappresentanti dei vari partiti e tutti concordato che il Noè deve tornare nell'Isontino. Perché quello che è emerso è che il danno è stato fatto non a Gradisca, ma proprio al mondo, non solo politico, ma alla gente di tutto l'Isontino. Dice che alla fine sia tutto un gioco politico da parte di qualcuno, per non far nomi, l'assessore Violino, che così decentra tutto nella sua zona verso San Daniele, vicino casa, perché ambasciatore non porta pena. Ma la realtà qual è? Ma la realtà diciamo che è stata trovata la scusa che l'Enoteca attualmente è chiusa, ma credo che noi avremmo potuto comunque trovare una soluzione. L'Enoteca poi ormai è pronta la gara e andremo con l'augurio che chi sarà il gestore abbia i requisiti che noi richiediamo, che sono specifici, sì, non è che vorremmo trasformare in una così, osteria l'enoteca, noi vogliamo che comunque abbia quel livello di eccellenza che ha sempre contraddistinto la gestione di quel locale.